Nell'episodio precedente, che puoi trovare cliccando la I in alto a destra. Buon ritmo comunque, dai che manca poco. 18° tornante. Oddio. Riesco a godermi l'incantevole panorama che si osserva dalla cima del Grappa. Riesco a distinguere il campanile della Serenissima. Ho sempre piacere l'affetto delle persone. Dai Dai che manca poco. Via, sotto la galleria. Estraggo il piano B. Il fisico c'è, ma a volte bisogna anche lavorare tanto di testa. È bello essere qui in montagna con le montagne. Dai che ci sono anche le mucche che fanno il tifo. Oh, per favore inviateci le barrette, perché sennò lui non riesce più a farcela arrivare su Grappa. Quando è che scadono? 2020 avanti Cristo. Avanti Cristo, no, settembre 2020. Siamo ancora in settembre, quindi vanno bene per fare Grappa. Guarda che fa. Date che bei cavalli. Ciao. E dopo 20 minuti di timelapse siamo riusciti a ritrovarlo. E che il brutto arriva dopo, non oso immaginare. Dai, dai! Grinta! A manetta, dai che andiamo! Oggi ne abbiamo 11, giusto? Antonio. Saluto Antonio. Stiamo andando in quel di Milano per il controllo alla caviglia destra e ovviamente speriamo di portare buone notizie. Viale Regina Margherita 39, Milano. Sono appena uscito, dolore allucinante alla caviglia destra. Togliere il tutore, sto sgrondando, sembra una cascata del Niagara di sudore. Vai sempre dritto. Vai sempre dritto. Secondo me sì. Secondo me tra un po' iniziamo a svoltare a destra, perché secondo me qua non mi convince tanto, non so se... 1 month later. Bonsoir. Allora, queste sono le condizioni a quasi 2 mesi dall'operazione alla caviglia destra. Avete visto come ero preso nei video precedenti, questa è l'evoluzione. Quello che state per vedere tra poco è il pezzo più duro della scalata. Punte 17%. Il male alle gambe, che mi ricordo sarà per sempre indimenticabile. Muscoli dalla gamba, quadricipite e bicipite femorale mi hanno fatto dannare fino a sera e qualche giorno dopo. Quasi ingarellato con un ciclista davanti e dietro di me. Bene, noterete che ho fatto qualche metro zigzagando perché non avevo quasi più gambe e questo metodo di ascesa, questo metodo di salire verso la vetta mi ha dato un po' di tregua, un po' di respiro. C'era anche Bembe che mi avvisava se c'era qualche veicolo, bici, moto, auto che scendeva, quindi ero in diretto collegamento con lui ed ero subito pronto appunto a farmi anche da parte nel lato sinistro, quindi era tutto al sicuro. Tra l'altro vi faccio vedere anche una cosa, dato che siamo qui. Aujourd'hui è il mercoledì 2 luglio 2025 e oggi per la cronaca è anche il mio compleanno. Yeah. Se finora questo video ti è piaciuto, se finora questi video ti sono piaciuti, condividi questo video, questa playlist di video con qualche tuo amico, tua amica che come te piace l'avventura, gli sport adrenalinici e questa salita del Monte Grappa da Semonzo, il versante più duro in Graziella. Metti un like, iscriviti al canale perché per chi crea contenuti su YouTube come me in questo caso, un'iscrizione al canale, un like, una condivisione è molto importante, fa veramente la differenza. Lascia un commento se inoltre il video ti è piaciuto. Quindi ragazzi e ragazze, dai che andiamo e guardate il pezzo più duro di questa playlist, Monte Grappa in Graziella. Così era, che ricordi. Ciao ragazzi, non so se mi facciano più male le braccia a forza di tirare o le gambe. Sicuramente con questa postura i polpacci gemelli non riescono a dare tutta la loro spinta, anche perché sono senza pedali a sgancio rapido e anche perché lavorano. Mamma mia che male i tricipiti. Sarà perché anche ho nuotato, però
Male, male. Giovedì 12 settembre 1918, 102 anni esatti dopo. Questa notte ho dormito ben poco. Mi sono levato per tempo per recarmi al fontanino poco discosto dalle salmerie e lavarmi. L'acqua gelida che scaturisce dalle viscere del grappa mi ristora. E tornato al fienile non vedo altro passatempo se non quello di recarmi a Crespano, che dista a pochi passi dal punto ove siamo alloggiati. Solito movimento di muli e camion lungo la rotabile, sulla quale veggo passare due piccoli tanks dipinti con colori mimetici. Essi si dirigono verso il Piave. Mancavano questi strumenti di morte per completare il quadro della guerra. Dopo aver girovagato per Crespano, torno al mio giaciglio e verso sera un mio commilitone e io, sdraiati su di un praticello nei pressi della casa dai Viti, cantiamo e suoniamo delle canzonette più in voga. Sabato 28 settembre 1918. Per poco oggi non rimanevo per sempre sul grappa. Mentre andavo alla sezione, distaccata in Val Melin, ho sentito un fischio rabbioso, poi uno schianto formidabile. Un 152 austriaco è scoppiato a brevissima distanza, rovesciandomi addosso terra e sassi, per cui mi dirigo a corsa pazza verso la nostra sezione. Vi arrivo in condizioni pietose. I soldati che mi avevano visto cadere hanno creduto per un istante che fossi stato colpito e il vedermi rialzare e correre verso di loro è stato invero una grande meraviglia. La mia divisa è irriconoscibile. Giuseppe Perrozzi. Il cartello Montegrappa, rifugio per mangiare. E ragazzi, l'aria qui si fa sentire fresca da montagna. Esperienza unica in Graziella e volevo portarvi questa mia impresa. Scusate se non riesco sempre a guardarvi negli occhi, ma devo cercare di guardare dove mettere le ruote, perché aumentando la lunghezza si diminuisce l'ascesa e quindi riesco a fare un po' meno di fatica, dato che il versante da Semonzo, come avete visto, tira abbastanza. Ma scusi, perché ogni volta che ci tira lei guarda in bacio a me? Gesù d'amore acceso. Comunque i paesaggi continuano, si sta ossigenando bene, il sangue sta respirando aria pura. Vorrei fare la gara con quelli davanti, come avete visto prima, però o parlo o faccio la gara, e quindi penso che a voi interessi di più che io faccia due chiacchiere con voi, giusto? Ragazzi, ho fatto penso 400-500 metri a tutta, non ho nemmeno fiato per rispondere, per parlare, ma ve l'avevo detto d'altronde. Siamo al 22esimo tornante, 6 tornanti alla fine, ci siamo. Oh ragazzi, ve lo giuro su Dio che non l'ho mai spinta a piedi, mai spinta, mai. Oh, come vedete gli alberi sono in minor quantità rispetto a prima. Io devo continuare a fare zig zag per andare avanti e ci siamo quasi. Guardate che paesaggio, guardate che roba. E leggero tratto in discesa, 130. Adesso Martin Garrix Animals. si vola, Si vola. voilà! Si spinge, manca 4 km, ci siamo, dai che andiamo. Giù tutto! Mentre qua davanti è tutto un arcobaleno. Wow, guardalo come gira! Ragazzi, casco allacciato adesso! E prudenza, sempre. Giù il piedino! È entrato, preciso, ce l'ha fatta. Vai Johnny 3! Wow! Guardalo come si butta! L'attacco di Rossi, staccata incredibile in fondo al rettilineo. Cambio di direzione! Wow, correntaio! Giù tutto il ginocchio! Un Valentino che riesce a infilarsi nel varco. Sul ginocchio! Si pedala! Fuga solitaria. Oh, guarda! Uno dei momenti più belli! Perché tra poco inizia di nuovo la salita. Infatti, vuoi parlarsi? Ma che paesaggio è? Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ciao! Che bello, che bello! Ah, mi sono anche divertito a cambiare direzione, che poi con la Graziella, essendo bassa, avendo il baricentro basso, si cambia con più facilità rispetto alle bici da corsa, quindi muy bien. Tornanti, magnifici paesaggi. Guardate, noi dobbiamo andare al di là adesso.
E sono davvero anche fortunato, dato che sono anche credente, quindi ringrazio Dio di avermi dato una bellissima giornata, perché pensavo di trovare nebbia e freddo, infatti mi sono portato anche il cambio invernale. Guardate che paesaggio bellissimo. Ciao bello. 23esimo tornante, ragazzi. Ai ai ai. Adesso sì, vabbè no, che mal di gambe. Ragazzi, quindi mancano 4 km e mezzo e poi ci siamo, portando sempre rispetto ovviamente, quindi non è il solito video, magari con un po' di ignoranza, però ne abbiamo approfittato per fare quel pezzettino lì in discesa. 23esimo tornante. Sabato 13 ottobre 1918. Che destino crudele, lo sapevo io. Di nuovo di pattuglia. Sono stato chiamato dal sottotenente Pasquali, il quale mi dice: devi andare in trincea. Ti prometto però che vi starai soltanto una settimana. Tu ormai sei stato in licenza e puoi andare. Logicissimo, penso. Il ragionamento non fa una grinza. Chi andava in licenza aveva la preferenza di crepare prima degli altri. Insomma, guardate che panorama. Che panorama, ragazzi. Gli ordini non si discutono e l'obbedienza deve essere sempre pronta, rispettosa e quel che segue. Andare verso la trincea dà una sensazione sconcertante. Comunque volevo ringraziare tutte le persone che lungo questi chilometri mi hanno fatto il tifo, persone che io non conosco, ovviamente loro non conoscono me, però volevo ringraziarli perché ti dà quella spinta, quella carica in più. Sono appassionato di tifo e già ai tempi dei greci, durante i giochi olimpici, veniva fatto il tifo, quindi è qualcosa di storico anche quest'ambito qui, e ripeto, volevo ringraziare tutti. Un'altra cosa che vi voglio dire è: grande, dai che andiamo. Un'altra cosa che vi voglio dire a tutti i ciclisti che fanno la salita, anche camminatori, escursionisti: per piacere non buttate le carte per terra, mangiate e mettetele nelle tasche. Ma come faccio io? Perché magari peschi qualcosa dalla tasca che hai già usato, quindi un rifiuto, chiamasi così. Metto dentro i pantaloni il rifiuto, quindi mangio una marmellatina dove metto la carta, non la butto via, se no Greta si arrabbia, no? La metto dentro qui. Boh, ho anche smesso di pedalare per voi, quindi per piacere, io continuo a vedere carte per terra. Mi verrebbe anche da fermarmi a raccoglierle. Raccogliere carte da per terra? Beh, trovi questo esempio all'interno di questa playlist video cliccando la I in alto a destra. Pulisci il tuo paese blogging. Seppur un piccolo gesto, il pianeta ti ringrazierà. Raccoglici al destino, la butti. Ma vogliamo rovinare una roba del genere? Dai. Ciao ciao, ciao trovo. Perché rovinare un paesaggio del genere? Ma oltre a questo, ragazzi, è un pezzo della nostra storia. Dai. Malga Cabion. Guardate. Martedì 15 ottobre 1918. Oggi stavo per trasmettere il solito fonogramma al comando di gruppo, quando mi sono accorto che la linea si era interrotta. Maledizione! Bisogna ripararla ad ogni costo, ma per compiere questa funzione è necessario uscire fuori dal camminamento e seguire allo scoperto la linea fino a trovare l'interruzione. Munito di una pinza, in un balzo sono fuori dal camminamento e velocemente attraverso le pendici di Monte Medata. Però la mia nobile missione non garba troppo il nemico, che trovando in me un ottimo bersaglio comincia a eseguire un fuoco di mitragliatrice. Le pallottole fischiano ritmicamente ed io penso che da un momento all'altro potrei passare a miglior vita. A ridosso della valle dell'Archeson vedo a terra il paletto che sorreggeva la linea. Scendo in fondo al fossato e comincio ad arrampicarmi da buon alpino, ma appena giunto sul ridosso, a 300 metri dalla vallata, trovo la linea troncata. In un posto dove una larga buca prodotta dallo scoppio di una granata testimonia eloquentemente sulle cause della rottura. In un batter d'occhio faccio la legatura dei due fili e ritorno presto in trincea. 25esimo tornante. Ok, siamo in telefonata con Riccardo Agostini, che mi ha appunto prestato la bicicletta, eccola qua. Ago, grazie mille di questa che mi hai prestato la graziella, insomma un mezzo tecnico. Siamo a 3-4 tornanti dalla fine. Figurati, sono contento che l'hai utilizzata bene. Spero che me la riporterai indietro sana e salva, insomma, perché so che la tua potenza è esemplare. Grazie mille.
Buone ferie allora, buone ferie e buon sole. Grazie mille, quando ritorno ci vediamo e al limite ne faremo un'altra di salita assieme. Se avrò ancora le gambe, volentieri. Esatto. Ok. Ciao Ago, buone ferie. Ci sentiamo. Ciao, 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 ciao. Buona corsa. Grazie, grazie.